La quarta corsa propone un invito sul miglio, due i ritiri, quelli di Uragano Stecca e Uliassi. Sono quindi 6 dietro l'autostart, lo schieramento: 1 Belize Jet, 2 Van Helsing Font, 3 Valentiniano, 4 Athena Risaia TRGF, 5 Zero Giulia, in seconda linea 7 Amore Stecca. Favore in chiusura per Athena Risaia TRGF, numero 4, alternativa principale l'altra femmina del campo, Belize Jet, numero 1. Ancora un centinaio di metri allo stacco della macchina che comincia ad accelerare. E vediamo la partenza con Belize Jet molto svelta che si avvantaggia lungo la corda, mentre all'esterno Athena Risaia cerca di superare Valentiniano per cercare la seconda posizione alla corda. Riesce a sistemarsi seconda di precisione Athena Risaia, tagliando fuori Van Helsing Font, che è in terza posizione, rientrante di Maurizio Cheli, e così guida Belize Jet dopo i primi 400 metri di gara, coperti in 29,3, seconda posizione per Athena Risaia. In terza c'è Van Helsing Font, per corsie esterne Valentiniano che si trascina Amore Stecca, mentre in coda c'è Zero Giulia. 600 iniziali in 44,6, Valentiniano sempre proteso all'esterno dei primi. Alla corda Belize Jet precede Athena Risaia TRGF, al largo c'è anche Amore Stecca, poi anche Zero Giulia prende la via del largo, gruppo chiuso, gruppo molto compatto comunque da Van Helsing Font, rientrante. Se ne vanno gli 800 metri con un 29,8 di secondo quarto, il chilometro in 1,14 secco, con Belize Jet che continua a guidare a buon ritmo, Valentiniano però che non demorde, rimane lì al sediolo della battistrada, tallonata sempre da Athena Risaia TRDF. Arriva il paletto dei 400 metri finali, superato con parziale in 14,5, Belize in vantaggio, Valentiniano al suo esterno, poi Athena Risaia TRGF, cerca di avanzare anche Zero Giulia, poi gli altri. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, insiste ancora Valentiniano, si difende Belize Jet, può sprintare all'interno Athena Risaia, ultimi 100 metri di gara con Valentiniano che attacca ancora. Valentiniano si porta deciso l'attacco di Belize Jet sul palo, Belize Jet controlla di precisione Valentiniano che finisce ancora ottimo secondo, 29,9 a chiudere ma 1,13,7 il ragguaglio conclusivo, con Athena Risaia Belize Jet che controlla fin sul traguardo tutti i tentativi di Valentiniano, che corre comunque in maniera davvero molto convincente, tutta strada scoperta all'esterno, arriva vicino ancora a Belize Jet che ritrova così la via della vittoria. Carmine Piscuoglio in sediolo fa valere il numero alla corda e in percorso di testa vince su Valentiniano e Athena Risaia TRGF. Il training è quello di Lorenzo Baldi per l'allevamento di Roberto Toniatti.